Nella settimana dal 23 al 29 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 3.061, in percentuale il meno 36%, con un valore cumulativo di 64 ogni 100.000 abitanti. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Palermo, quindi Siracusa e Agrigento, con un dato di 68 persone ogni 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente a rischio sono quelle degli over 90, con un tasso di 135 persone su 100.000, tra gli 80 e gli 89 anni 100 persone su 100.000 e tra i 70 e i 79 anni 84 persone su 100.000. I dati contenuti nell'ultimo bollettino a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute della regione siciliana. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si riflette ancora una volta sui soggetti ospitalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta nelle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, i dati sono aggiornati al 31 gennaio. Nel target dei 5-11 anni i vaccinati sono almeno una dose il 23,79%, 63.000 i bambini pari al 20,45 che risultano vaccinati con un ciclo primario completato. Nel target sopra i 12 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 90,96%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario si attestano complessivamente intorno al 90%. Sono ancora 1.057.000 i cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva cosiddetta booster sono 2.773.091, pari al 72,39% degli aventi diritto. In Sicilia sono state effettuate complessivamente 239.045 somministrazioni della quarta dose, di cui 210.000 a soggetti sopra i 60 anni. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 8.576.